Buongiorno a tutti, bentrovati, grazie della grande partecipazione. Sarà una mattinata molto ricca, faremo vari laboratori, voi sarete i protagonisti. Siamo nell'ambito del progetto Giovani Protagonisti Muovi il tuo futuro, che alcuni di voi già conoscete perché avete già frequentato dei laboratori. E siamo all'interno del bando Giovani Energie, azioni sperimentali per l'attivazione dei giovani nella definizione del proprio percorso formativo e professionale, progetto finanziato da Regione Veneto. Questo nostro progetto si pone come una palestra di allenamento per i giovani più lontani dai percorsi di istruzione e lavoro, con l'obiettivo di motivarli e prepararli a perseguire il proprio sviluppo personale e professionale. Le attività proposte utilizzano diverse metodologie e diversi linguaggi per avvicinare e coinvolgere i destinatari. Proprio come nello sport, i giovani saranno affiancati da coach, docenti, orientatori che li seguiranno fornendo spunti e strategie. Saranno chiamati a mettersi alla prova, a sperimentare nuove competenze. Parteciperanno ad attività di gruppo, individuali, per rafforzare la propria capacità di collaborare e al tempo stesso lavorare su se stessi, sulle proprie percezioni e aspirazioni. Eccoci, affrontiamo adesso il primo laboratorio. C'è con me Cecilia Maffazioli. Sarà un laboratorio di comunicazione e soft skills. Lavoreremo su obiettivi personali e professionali partendo da una riflessione su di sé, per sviluppare competenze trasversali fondamentali per ottenere i migliori risultati nell'inserimento del mondo del lavoro. Cecilia è una professionista in ambito HR, con esperienze acquisite lavorando per aziende nel privato sociale come libera professionista. Sarete anche voi i protagonisti oggi e quindi sopporterete Cecilia nelle varie attività che vi presenterà. Buon lavoro a tutti. Ok, bentrovati a tutti, sono appunto Cecilia. Con me oggi lavorerete voi in prima persona facendovi fare delle attività. Sarò supportata in questo percorso che vi coinvolgerà direttamente da delle colleghe che vi aiuteranno, per cui preparatevi perché dovrete coinvolgervi, eventualmente scrivere, alzarvi per poi confrontarvi anche tra di voi. La prima cosa che vi farò fare, ok, è pensare perché oggi siete qua e state partecipando a questa giornata di formazione, scoperta, orientamento. Allora, che cosa vi piacerebbe conoscere, scoprire, approfondire partecipando oggi al Job Orienta? Per fare questo adesso vi consegnerò, grazie anche alle colleghe, dei post-it, ok? Con delle penne, ok? Vi lascerò un paio di minuti per riflettere alla risposta che secondo voi più vi appartiene per dare un contributo partendo da voi. È chiaro la consegna? Quindi, perché oggi siete qui? Che cosa vi piacerebbe capire, conoscere, scoprire partecipando al Job Orienta? Un attimo che le colleghe vi consegneranno il foglio con la penna. Forse ci sono? Perché c'è tanta confusione. Okay. Se ci sono cose poco chiare, alzate la mano e vi ripeto, ok? Se non è chiara la consegna. Ok.
Il lavoro che andrete a fare adesso vi coinvolgerà in prima persona. Vi lascerò 2 minuti per rispondere a questa domanda. Che cosa vi piacerebbe scoprire, conoscere, approfondire? Potete fare anche eventualmente un disegno. Se non vi viene la parola, fate pure un disegno. Dopodiché, passati i 2 minuti in cui scriverete la risposta o farete un vostro disegno, vi farò alzare e mettervi in coppie a 2. Ok? Quindi in coppia poi vi confronterete sulla risposta che avete dato a questa domanda. È chiaro? Allora, adesso 1 minuto per scrivere la vostra risposta. Prego, che cosa vi piacerebbe conoscere, scoprire, approfondire partecipando oggi al Job Orienta? Scrivete la vostra risposta. Va bene. Ok. Che cosa vi piace? Spiegatevi. Allora, il tempo che avete a disposizione è per rispondere alla domanda. Avete ancora qualche minuto? Bene. Potete usare anche il pennarello, che così risulta più facile, eventualmente. Fatto, brava. Il post-it, quando l'avete scritto, lo tenete con voi. Lo tenete, va bene? Oh mamma, ti sei sporcato. Ti sei sporcato. File, conviene. Cosa dici? Perché dopo non so come fare. Allora, quando loro si confrontano e dopo vediamo cosa viene fuori, perché poi volevo fargli fare anche a 4, ma lo spazio non c'è. Ok. Aspettiamo ancora 1 minuto, che così completano tutti. Scusa, se poi li facciamo fare. Assolutamente sì. Meglio. Posso dargli il microfono? Sì, ma adesso io. Ok. Ok, scrivete l'ultima cosa
tenete il post-it in mano e adesso vi girate, cioè nel senso parlate con la persona che avete a fianco, quindi vi mettete in coppia. Le coppie saranno così. Allora, ok, voi due, ok, poi tu con lui, ok, voi due, coppia e coppia, perfetto. Quindi vi girate e raccontate la risposta che avete messo nel post-it al vostro vicino. E vi ascoltate. La parte poi successiva sarà alzarvi, poi vi spiegherò, per andare a raccontare la vostra risposta e appiccicarla a quel muro che vedete là. Però intanto raccontate la vostra risposta al vostro compagno che avete a fianco. Quindi vi girate, rimanendo seduti ma semplicemente voltando la testa al vostro compagno. Va bene? Allora, voi due raccontatevi la vostra risposta. In autonomia, ognuno avete 5 minuti per raccontare le vostre risposte al vostro compagno. Ok? Quindi tu con lui. Sì. Voi due raccontatevi la vostra risposta. Tu lo racconti a lui racconta a te. Va bene? Quello che avete scritto, vi spiegate. Scusa, vado via. Allora, voi due, ok, riraccontate la risposta. Voi due e loro due. Ce la faccio. Siete riusciti a raccontare la vostra risposta? Sei riuscito? Dai, l'hai già fatto? Ok. Chiedi, io passo, oppure loro si alzano, facciamo così che loro si alzano ognuno. Io gli metto il microfono e poi l'attaccano lì. Facciamo anche presentare se. Sì, dai, che così che è bello. Sì. Ok, come siete messi? Avete finito? Adesso ciascuno di voi si alzerà, daremo il microfono, vi presenterete, ok, racconterete brevemente chi siete e leggerete la risposta che avete dato e quando vi alzate, venite qua, vi do il microfono, parlate ai vostri compagni, dopodiché prendete il post-it e lo attaccate qua. Ok? Ogni persona. Alzate. Sì. Perché la vostra risposta è comunque importante. Allora vi alzate e io vi chiedo il vostro nome e mettete il bigliettino lì. No, lo dice. Prego. Dai, inizia tu. Vai. Prego. Comincia tu. Alzati. Mi levo? Sì. Salut, mi chiamo Ale. Devo rispondere alla mia domanda. Ho scritto per me oggi mi piaceva conoscere tutte cose importanti per il lavoro, come funziona. Perfetto. Ti piace? Oggi mi piaceva conoscere tutte cose importanti per il lavoro, come funziona. Ok, conoscere le cose che riguardano il lavoro e come funziona entrare nel mondo del lavoro. Ok, e confrontandoti col tuo compagno, cosa ti è rimasto? Lui ha detto a me che oggi lui sono felice e mi piace il lavoro di stattature e magazzini. Ok, grazie. Allora adesso prendi il tuo post-it
e lo appendi, lo appiccichi là. Sì. Non ci sta. Ah, perché era il contrario. Allora, non ci sta, usiamo questo. Ce lo mettiamo girato? L'unica cosa è che l'ha scritto Beh, la diamo lo scotch eventualmente. Ma lo scotch. capovolto così? Sì, perché l'ha scritto. Abbiamo un pezzo di scotch. Sì, allora intanto lo mettiamo qua. Ok, il prossimo che si vuole alzare. Vai, vieni tu. Che bravi che siete. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Akil Saminissime Achille, io vengo dal Camerun, io vivo a Nogara via Campo Quinditi, io ho 22 anni, adesso io studio, io ho fatto studio livello la testa media e adesso io ho fatto la formazione di saldatore a NEAP. Ok, e cosa hai scritto nel post? Mi piacerebbe di fare moratore di pento e mi piace conosco a cosa serve questo giorno d'oggi, anche di capire qualcosa di job neyata. Ok, grazie. Allora, il post-it lo appiccichi lì. Vai. Buongiorno a tutti, mi chiamo Hamauza Kante, sono maliano di Bamako, abito a Legnago in via Padana Inferiore, 144. Oggi sono felice, mi piace il lavoro di saldatore e magazzino. Grazie, ciao a tutti, grazie. E sei qui perché? Sono felice, Ah, sei. mi piace il lavoro di saldatore e magazziniere. Ok, grazie. Grazie. Allora, adesso esatto. Il prossimo? Bravi. Dopo tu. Ok. Ciao, buongiorno a tutti, mi chiamo Abdulaziz Guemme, sono felice di essere qua, vi ringrazio tutto. Io sono burkinabè, vivo a Leniago, via Padana S, Inferiore S. Mi piacerebbe lavorare la meccanico, anche magazziniere, oppure idraulica. Allora, mi piace tanto essere qua, voglio sapere più di questo evento. Grazie a tutto. A te, grazie. Allora prendi il post-it e lo metti lì. Volevi alzarti tu? Vieni. Buongiorno a tutti, io sono Gioco De Bicqua, vivo a Sanguineto via Dossi. Oggi mi piace il lavoro di carpenteria metallico. Ok, quindi anche tu sei qua per scoprire come funziona l'entrata nel mondo del lavoro. E per capire? Sì. Ok. Oggi sono molto felice come devo dire? Va bene. Va bene, grazie, sai. Metti il post-it, il tuo post-it. Chi vuole venire? Prego. Ciao a tutti, mi chiamo Bamba Dauda. Io abito a Legnago via Padana Inferiore 144. Sono venite in Costa d'Avorio. Io mi piace conoscere i magazzinieri, fare una corso magazzinieri. Ok, ti piacerebbe
conoscere come si fa a fare un corso per fare Magazzinieri. e meccanico. Ok, grazie. Grazie. Ciao a tutti. Metti il post-it. Il prossimo. Vai. Buongiorno a tutti, mi chiamo Bubu Traore, vengo dal Mali. Sono qua oggi per preparare futuro e lavorare. Mi piace a fare logistica di magazzinieri, e soldatore e fabbrica di metalmeccanici. Ok. Sono molto contenti. Grazie. Anche tu metti il post-it là. Prossimo, vieni. Ciao, buongiorno a tutti. Mi chiamo Zeba Abdul Fattah, vieni da Burkina Faso. Mi piace a lavorare meccanico, anche il magazziniere. Ok, grazie. Anche metti il post-it. Il prossimo. Siete d'accordo? Per me non è differente. Buongiorno a tutti, io mi sono Mustafa, vengo dal Guinea, vivo in Italia, abito a Cerea. Mi piacerebbe apprendere il patente del muletto. Patente del muletto? Sì. Ok, perché ti piacerebbe fare? Mi piacerebbe fare il magazziniere, sì. Ok. Questo è il mio opzione. Ok. Sì, sì. Grazie. Sì, prego. Anche tu il post-it? Ciao a tutti, sono David Sumo, vengo da Liberia e vivo a Liniango. Mi piace il lavoro di magazziniero, anche fabbrica, sì. Ok, magazzino e fabbrica. Grazie. Metti il post-it anche tu. Nel frattempo è andato lui. Buongiorno a tutti, sono Guemo Osene, vengo di Burkina Faso. Mi piacerebbe lavorare con magazziniere e meccanico. Magazziniere e meccanico? Sì, sì. Ok. Io felice tanto per persone che qua sono qui. Ah, è tanto felice perché sei qua? Sì. Il post-it l'hai messo là? Ciao a tutti, mi chiamo Mariam, ho 18 anni microfono. E attualmente sono universitaria. Sono venuta qua con l'ottica di migliorare le mie competenze lavorative e avere più abilità. Di avere più? Abilità. Abilità, ok, grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Shaima e sono venuta qua per scoprire e amplificare la mia conoscenza nel mondo del lavoro. Ok, grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo David e sono venuto qua per scoprire cosa farò in futuro perché sono in cerca di lavoro e mi piacerebbe lavorare. Bravo, grazie. Dai Federico il post-it. Chi deve ancora venire? Dietro avete fatto tutti? Ok, a posto così. Allora, intanto possiamo farvi un applauso che siete stati molto bravi, grazie. Vi ringrazio per la condivisione e per essere stati concentrati e ascoltare in questa situazione che non è così semplice, però siete stati bravi. Ora, dopo aver fatto questo passaggio, quindi aver capito qual è il motivo e il vostro
il motivo, il vostro interesse che vi ha portato a essere qui, quindi a scoprire un po' quelle che sono le opportunità del mercato del lavoro, i lavori che vorreste fare, come fare per poter arrivare a compiere quel lavoro che vi piace. Vi consegnerò un foglio bianco perché mi farebbe piacere capire quali sono le attività che vi piacciono fare. Allora, per far questo, ok, sì. Ciascuno di voi adesso avrà un foglio bianco, riceverà un foglio bianco. Nel foglio bianco dovrete fare 3 cerchi concentrici. Okay. Vi faccio vedere. Con il pennarello disegnate un cerchio più piccolo, poi un altro cerchio più grande e un altro cerchio ancora. Adesso le colleghe passeranno per consegnarvi i fogli bianchi. Quando avrete il foglio bianco in mano, se avete un qualcosa da appoggiarvi, oppure possono anche farli per terra. Ma. Tre cerchi, adesso ve li spiego. Sì. Allora, avete il foglio tutti? Sì, tenetevene, esatto, perché così tenetevene più di uno che così vi aiuta a fare. Fate 3 bei cerchi grandi, come posso, scusami. Come hai fatto, come ti chiami? Come ha fatto lei? Disegnate 3 cerchi così, ok? 3 cerchi. Tienilo se vuoi che così ti fa da... Ne hai un po'? Ah, tu ce l'hai. Belli grandi, belli grandi. Bravo, così. Se per caso non vi vengono, potete rifarli, abbiamo altri fogli. 3 cerchi grandi. Allora, al momento non scrivete perché, come, cosa. Non scrivete, fate solo i cerchi. Solo i cerchi, ok? Poi, avete tutti disegnato il cerchio? Mi alzate il foglio per farmi vedere che l'avete fatto? Sì, sì. Dove è scritto perché, come, cosa? Non scrivete perché, come, cosa. No. Non scrivete. Solo disegnate i 3 cerchi. Sentite? Solo disegnare. Non scrivete le parole. Alzate, va bene. Quando avete finito alzate il foglio, così io capisco. Alzate il foglio, tutto alzate. No, aspettiamo ancora un attimo che manca qualcuno che deve completare il disegno dei cerchi. Sì. Aspettiamo l'ultimo. Ancora un attimo. Quasi ci siamo. Ok, tutti avete completato. Adesso attenzione, partiamo dal cerchio più esterno. Non scrivete cosa, ma scrivete oppure disegnate le attività che fate. Cosa fate? Qualsiasi cosa. Quindi, per esempio, andare a scuola, andare fuori con gli amici, andare a correre, fare attività in casa, se avete hobby, passioni, tutte le attività che svolgete durante la vostra giornata. Cosa fate durante la vostra giornata?
lo scrivete nel cerchio esterno. Quindi nel cerchio esterno, qua, in questo spazio, chiaro? Il cerchio esterno, scrivete oppure disegnate, come vi viene, tutte le cose che fate durante la giornata. Nel cerchio esterno. Posso prendere per far vedere, tanto non riescono a leggere. Vedete? Lo scrivete nel cerchio esterno, come sta facendo lei. Grazie. Tutte le cose che fate. Tutte. Vi lascio 5 minuti. Cosa fate durante la giornata? Ti serve un traduttore? Un traduttore, perché lì di solito ci fa da traduttore. Se vuoi qualche parola, se vuoi che mi chieda, vai. Quando lei ti chiama, vai là con lei e traduci quello che dice. Grazie. Secondo allora vuoi tradurre tu? Vieni, alzi un attimo, spiega ai tuoi amici che cosa devono fare. Excusez-moi. Elle là, il a dit que si la journée, l'activation, tu fais ça, tu participes à ça, tu vas dire ça quoi. Il a écrit cosa, faut pas écrire cosa. L'activité que tu fais ta journée, tu vas écrire ça ici. C'est fini. C'est ça. T'as compris? Grazie. Magari di chi possono scrivere anche in francese, magari tu li aiuti a tradurre, va bene? Se non riescono a scrivere in italiano, diglielo loro. Va? Di a loro che se vogliono scrivere nella loro lingua, tu li aiuti poi a tradurle, va bene? Ok. Si quelqu'un qui va écrire le français, il va écrire, après moi je traduis. Tu as compris? Parce que les Italiens, il y a des gens ici, ils ne peuvent pas écrire l'italien, mais ils peuvent écrire en français. Il faut écrire en français, il n'y a pas de problème. Après, je traduis quoi? C'est ça qu'il dit. Grazie. Tutto quello che fate. Bravi. Ancora qualche minuto per chi sta completando la scrittura del cerchio più esterno.
Aspettiamo. Allora, chi ha finito mi dà un cenno alzando il foglio, che così capisco. Ok, quante persone? Va bene. Sì? Lasciamo allora l'ultimo minuto. Dopodiché qualcuno di voi mi racconterà quello che ha scritto. Non tutti, perché poi faremo un po', mi racconterete cosa avete scritto nel primo cerchio, qualcuno nel secondo cerchio e poi nell'ultimo cerchio. Così vi ascolteremo tutti in 3 tornate su cose diverse. Allora, intanto qui è scritto tutte le attività, ho spiegato che... Ok, dimmi. Adesso, quello che state facendo adesso. Hanno finito? Ok. Allora, adesso chiederò a qualche volontario, quindi non tutti come prima, di alzarsi per raccontare che cosa fa. Facciamo un paio di persone, va bene? Chi vuole raccontare quello che fa? Buongiorno. L'attività è giornata io faccio. Adesso io studio corso di saldatore a Legnago, scuola si chiama ENEP. Dopo a volte andare di lavoro a Isola Risa, perché contratto no full time. Giornata, settimana, un giorno, basta. Questa è la mia giornata. Ok, Grazie. Un altro? Tanto. Decidete voi, troppi volontari. C'è lui? Facciamo dopo. Ok? Allora, io... Avvicinati perché c'è un po' di Ok. confusione. Mettiti un po' più vicino. Ok, studio a INEP la logistica, magazzinieri. Studia all'ENAIP, giusto, magazziniere? Sì. Ok, e poi cosa fai? Niente d'altro. Niente altro, va bene. Ok, grazie. Prego. L'ultimo che vuole condividere, poi ci sarà un altro giro. Vieni tu, vieni. Mettiti qua perché secondo me, avvicinati a loro perché sennò non si sente tanto. Ciao a tutti. Avvicina il microfono. Ciao a tutti, io voglio vi raccontare la mia cosa che io ho fatto durante la settimana e la giornata. Durante la settimana e la mia giornata, da lunedì a venerdì, io vado a scuola per fare l'italiano a Isola della Scala. Da lunedì a mercoledì, io vado a fare corso di saldatore a Legnago. Dal sabato a domenica sono a casa. Il sabato io lavo il mio vestiti, dopo studio. La domenica io vado a chiesa. Io vado a chiesa la mattina alle 7:30. Ok, grazie. Adesso ti chiedo per la traduzione. Adesso io ho l'interprete che così mi aiuta subito. Avete scritto tutto quello che fate durante la giornata. Ora, in questo secondo cerchio, dove qua c'è scritto come, è opportuno che voi scriviate come fate quello che fate. Cioè, lo fate impegnandovi, siete contenti, fate un po' fatica. Come lo fate? Fare le attività, se sei contento di fare e se non sei contento, se lo fai impegnandoti tanto.
facendo fatica. Il a dit, et comme elle là, c'est comme si ton activité là, si tu es mal, soit si tu es santé là, c'est bon. Comme ça, tu vas expliquer avec ça. C'est ça qu'il dit quoi. Tu as compris? J'ai déjà expliqué. Ci sono domande? Ripeto in italiano. Allora, mi avvicino qua, c'è anche un po' di confusione. Come lo fate? Cioè tutto quello che fate, vi alzate la mattina, andate a scuola, studiate, lavorate, come lo fate? Lo fate contenti? Lo fate con fatica? Vorreste farlo meglio? Ok? Qualche volta fate fatica ad alzarvi dal letto la mattina oppure no? Viene facile perché è una cosa che vi piace. Vi piace fare quello che fate? Ok, allora lì scrivete nel cerchio come vi piace farlo, se vi piace, se lo fate bene, se siete contenti. Altri 5 minuti. Caso 600 bisogni. C'è ancora qualcuno che sta scrivendo, quindi lasciamo il tempo alle persone di concludere. Ok,
Ok. Bene. Non si sente. Ah, sì. Ora, come prima, qualche volontario che ha piacere di condividere quello che ha scritto, cioè come fa quello che fa. Vieni. Ok, grazie. Allora, quello che faccio, mi sento bene nel quello che imparo. Mi piacerebbe continuare alla fine per raccontare l'esperienza che cerco nella logistica. Mi sento bene nel quello che imparo. Quello che imparo, sì. E mi piacerebbe continuare alla fine per raccontare l'esperienza che cerco nella logistica. Cerchi nella... Sì, perché cerco un'esperienza per lavorare. Senza esperienza non posso lavorare. Allora devo continuare alla fine per raccontare l'esperienza che voglio avere. Grazie. Grazie a te. Un'altra persona che vuole condividere? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Questa è la mia giornata. Tutte le cose che io faccio la stamattina, io faccio bene senza essere fatigante e io faccio molto felice, come nel mio lavoro che io faccio adesso a Tosano. Tutte le cose nel mio lavoro che la mia collega dice a me, io faccio bene senza parlare una parola male. E lei vede che sono un ragazzo molto felice e molto importante. Tu hai scritto che aiuti la tua collega? No, non ha scritto, no, se tu vuoi puoi scrivere. Ok, grazie. Un altro? Vieni. E poi andiamo avanti. Buongiorno ancora. Quando ho fatto mia giornata mi sento bene, solo un po' stanco, ma niente. Grazie. Ok. L'ultimo? La giornata mi sento bene e sono felice di questa attività di qua. Io saluto tutti, signore e signora, anche io sto bene, grazie. Rimani pure fuori che adesso ho bisogno delle tue in te. Va bene, allora, ok, andiamo avanti. Sì, vieni. No, non c'è tanto. Puoi parlare qua? A volte. Ok. A volte. Ok. A volte quando mi sveglio la mattina per andare al lavoro, puoi ripetere? A volte quando mi sveglio al mattino, mamma mia. A volte quando mi sveglio al mattino per andare al lavoro sono troppo stanco perché per stare sveglia la mattina non è facile. Sì, non c'è tanto. Ok, l'altra persona che si è alzata. Mi piacerebbe bene di studiare la lingua italiana, anche questo corso di formazione di sanatore che faccio adesso, ma un po' difficile per me perché mi sveglio presto alle 5:30 e 30 minuti per andare a prendere il treno per Legnago.
e fino corso di formazione alle 17:30. Dopo vado a Isola della Scala per fare l'italiano e torno a casa alle 21. Ok, grazie anche per te. Adesso rimane da completare l'ultimo cerchio. Chiedo l'interprete. L'ultimo cerchio, che è quello un pochino più complicato, ma si riesce a fare. Quindi, qui cosa dovrete scrivere? Perché fate quello che fate e come lo fate. Allora, voi avete scritto quello che fate, vi alzate presto la mattina per andare a scuola, per fare le vostre attività, lo fate, siete contenti di farlo oppure vi costa un po' fatica perché magari, come ha detto appena adesso il vostro compagno, alle 5:30 non è sempre facile alzarsi alla mattina. Ma perché fate tutto questo? Perché è importante per voi fare le cose che fate? Cosa hai detto? Perché è importante fare alzarsi la mattina, andare a scuola, andare a lavorare, perché è importante? Il a dit, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Tu vas aller à l'école à cause de quoi? Soit tu vas aller au travail à cause de quoi? L'importance, c'est ça qu'il veut, quoi. C'est ça qu'il voulait parler avec ça, quoi. Ok. Pourquoi tu vas aller à l'école? Pourquoi tu vas aller au travail? L'important c'est quoi? C'est ça qu'il veut demander, quoi. Si tu veux écrire ça dedans, quoi. Hein? Pourquoi tu le fais? Si, c'est ça qu'il veut demander. Bien sûr, bien sûr. Comme devant la masse, tu parlais, c'est pas facile, quoi. Tu vas, parfois tu honte. Ok, lo scrivete nell'ultimo cerchio, che è più piccolo l'ultimo cerchio, potete anche essere più sintetici oppure magari lo scrivete, se avete spazio nell'angolino del foglio, lo scrivete in un angolino del foglio. Comunque, perché è importante andare a lavorare, perché è importante andare a scuola, studiare, perché è importante imparare l'italiano, perché è importante per voi fare quello che fate, ok? Avete 5 minuti. Sei riuscita? Non è facile questa domanda. Quando avete concluso, come prima, qualcuno di voi
uscirà per condividere la risposta. Intanto avete un altro minuto per completarla. Ok. E ha bisogno di una mezz'oretta per mettersi la cosa. Però se tu vuoi concludere, perché loro sono bravissimi, ecco, una mezz'oretta vedi tu. La bar. Chi ha finito alza il foglio. Andiamo. Allora. Il primo volontario che viene a raccontare. Vieni qua, vicino. Io faccio tutto per avere una futura migliore. Ha detto per avere un futuro migliore. Tanta roba. Chi non ha parlato prima? Chi è che non è venuto fuori prima? Tu hai parlato anche prima? Tu? Ok, facciamo. Poi vieni anche tu. Posso parlare da qui? Io ho fatto tutta la cosa per guadagnarmi la mia vivere. Per guadagnarti? Per guadagnarmi da mia vivere. Ok, per guadagnarsi da vivere. È tanta roba. Vieni. L'importanza della scuola è aumentare la conoscenza. Sì, aumentare la conoscenza. L'importanza del lavoro è come si dice in Italia, la lingua italiana non è troppo difficile. Mamma mia. L'importanza del lavoro è una... dimenticato, mamma. Per l'importanza del lavoro. Ho incontrato 2 giorni fa di una che secondo me fa cose interessanti. Io studio l'italiano perché io voglio parlare come loro e mi servo per lavoro anche di parlare come i miei compagni di lavoro e perché e per il mio futuro in Italia. Per un futuro in Italia. Lui può... No, vediamo. Scrive, vabbè, vieni giù dai, vieni, vai. Importante di lavoro per trovare dei soldi, per guadagnare soldi, per preparare il futuro. Importante di studiare per imparare lingua italiana, dopo per imparare formazione di corso. Chiedo anche a qualche rappresentante femminile. Vieni, una rappresentante femminile poi. Allora,
dipende da quello che viene fatto, cioè a volte per amore, anche se è un lavoro che ti piace lo fai con amore, è un impegno ma con amore, a volte è per obbligo e anche, cioè, parlando di lavoro, anche per avere una vita dignitosa. Ok, grazie. Allora, abbiamo capito che è importante, ci sono tante cose che fate perché sono importanti per voi, importante per avere un futuro migliore. Un lavoro dà la possibilità di avere un'entrata economica, un futuro migliore. Imparare l'italiano serve per capire bene, vero, quello che vi viene detto sul posto di lavoro, ma anche per andare a scuola serve anche per aumentare le vostre conoscenze, le vostre abilità. Un po' quello che è emerso fino adesso. Ora, l'ultima attività che vi faccio fare. Questa volta lavoreremo su quelli che sono un po' i vostri obiettivi, quello che vorreste raggiungere. Un po' è già emerso, ma per far questo utilizzerò la metafora della barca a vela. Adesso proietterò la slide che vi mostrerà il lavoro che andrete a fare. Vi consegneremo un altro foglio bianco, quindi fogli bianchi per chi non ce l'ha già. Sì, grazie. Come si fa? Sì, esatto. Allora, quello che dovete fare sul foglio bianco lo mettete in orizzontale, ok? Disegnate al centro del foglio una barchetta, una barca, come vi viene? Una barca. Disegnate la barca, c'è da disegnare la barca, quindi non c'è da scrivere, disegnate intanto. Allora, disegnate la barca, solo la barca intanto. Cominciamo con la barca, fate tutti la barca, una barchetta come viene? Adesso te lo do. Scusa, se posso, passateveli voi, ce ne sono, passa anche dietro. Allora, disegnata la barca. Poi disegnate le onde sotto, non dovete fare un disegno artistico bellissimo, va benissimo, la barca, come vi viene, le onde, ok? Disegnate, dopo aver disegnato le onde, sulla parte destra del vostro foglio disegnate un'isoletta. Quindi disegnate la barca, disegnate le onde, disegnate l'isola. Dopo aver disegnato l'isola, come vi viene, fate un bel sole in alto. Il sole. E poi sulla parte sinistra del foglio disegnate il vento, nuvole, il vento, rappresentate quello che può essere il vento. Allora, esatto, quindi disegnate la barca, le onde, l'isola, l'isoletta, il sole in alto e il vento. Non dovete fare queste cose, il disegno non deve essere bello, ci devono essere tutti gli elementi, come vi viene, viene. Conviene metterlo
Così, vai, fai. Tu. Posso prendere il tuo per far vedere? Va benissimo come ha fatto il vostro compagno. Avete capito? Cioè, come vi viene? Importante che ci siano gli elementi. Esatto, nel foglio. Perché? Allora, la barca rappresenta voi stessi, no? Che state navigando per raggiungere l'isola. Ora, ciascuno di voi ha una propria meta. Ho bisogno che tu mi aiuti. Solamente, esatto. Disegnate la barca, disegnate l'isola, disegnate il sole, disegnate il vento. Gli altri non disegnatele. Questo e questo non disegnatelo. A me serve solamente la barca, l'isola, il vento e il sole. No, questo va bene. Questo no, l'isola, disegna il sole e il vento. Qualcuno di voi? Se qualcuno di voi sa l'inglese, Sa l'inglese? no, nel senso che là c'è scritto, vedi, no, nel senso, San Francisco. Allora, adesso cominciate nel dare un nome a quest'isola. Quest'isola cos'è per voi? Lavoro? Piuttosto che finire la scuola? Prendere un diploma? La qualifica? L'isola rappresenta la meta, il luogo dove volete arrivare, quindi metaforicamente l'obiettivo che volete raggiungere. Cos'è per voi l'isola? Finire il corso, trovare il lavoro, laurearvi? Cos'è per voi l'isola? Vieni qua, aiutami a interpretare, vieni qua. Dopo vai avanti. Allora, l'isola è l'obiettivo, quello che si vuole raggiungere, quindi finire la scuola o trovare il lavoro o prendere il diploma o comprarsi la casa. Cioè, qual è l'obiettivo di ciascuno di voi? Chiaro? Vai. Excusez-moi. Il a dit que l'objectif quand tu étudies, tu trouves le diplôme. Après le diplôme, tu trouves le travail. Ton objectif, c'est quoi? C'est ça qu'il veut demander, quoi. Ton objectif. Ah, ok. Et près des arbres, l'objectif que tu veux écrire ça ici, près des arbres. Lo scrivete sul foglio, vicino alla vostra isola. Cos'è? Il lavoro? Finire la scuola? È chiaro? La consegna? Cioè, è chiaro? Allora, la vostra isola che cos'è? Brava. Ok, guarda se anche i tuoi compagni hanno fatto. Bene. Avete scritto tutti? Alzate il foglio così vedo se avete scritto tutti vicino alla vostra isola una parola. Ok? Oppure potete fare un... Bene. Dietro.
avete scritto che cos'è la vostra isola, vero? L'obiettivo che volete raggiungere. Il vento rappresenta qualcosa che ci può aiutare a raggiungere più velocemente la nostra isola. Che cosa vi aiuta a raggiungere la vostra isola? Il vento spinge, no? In avanti la barca. Che cos'è che vi spinge in avanti? Che cos'è che vi aiuta? Vuoi fare la traduzione? Vai, hai capito cos'è? Cioè, che cosa ti spinge in avanti la barca? Che cos'è che aiuta a raggiungere l'obiettivo? Ok. Il a dit, ton objectif, tu vas ajouter ici, là où tu écris, le travail avec l'école, quoi, tu vois? Tu vois? Ah, il a dit que tu vas écrire ici. Non, j'ai trompé un peu, excusez-moi, j'ai trompé un peu, quoi. Tu vas écrire ici. Ok. Qu'est-ce que tu veux aider? Il peut aider toi dans le jour viendra, quoi, tu vois? C'est ça qu'il veut dire, quoi. Tu veux écrire ici. Voilà, excusez-moi, hein. Ok, quindi che cosa aiuta la barca ad andare avanti? Il vento spinge la barca per raggiungere l'isola. Che cos'è che vi spinge? Bene. Avete disegnato anche il sole. Il sole riscalda, il sole fa star bene. Che cos'è che che cosa vi fa star bene durante questo viaggio che vi porta a raggiungere il vostro obiettivo? Che cosa? Quindi persone, situazioni, eventi. Cosa? Il sole. Sole. Che cosa fa star bene durante il viaggio? Che quindi possono essere le persone che aiutano piuttosto che... Viaggiatori. Quando viaggi, Sì, c'è sì. anche il sole Sì. riscalda, il sole fa star bene. Sì. Che cosa fa star bene durante il viaggio? Che cosa ti fa star bene? Cioè che scrivano che cosa fa star bene, come il sole riscalda. No, il sole riscalda, quindi durante il viaggio stiamo bene. Ti stanco, sto male, ti sto bene. Sì, ma è che cosa che ci fa star bene durante il viaggio? Tu cosa risponderesti? Sì. Cosa tu durante facendo durante? Sì. Durante il viaggio. Durante il viaggio cosa vi fa star bene? Vai. Ok. Il a dit, mon ami, il ne faut pas rire avec moi. Et regarde, moi je parle, lui il dit, ça c'est pas bon. Il a dit, en haut, à côté du soleil là, les voyages, quand tu voyages, le soleil là, si tu dirais avec le soleil, tu fatigues ou quoi, tu vas expliquer la situation, si tu supportes ou si tu ne supportes pas. C'est ça qu'il dit. Bon, je ne sais pas comment je voulais expliquer avec ça. Che cos'è che spinge per arrivare qua? Quindi che cosa vi fa stare bene durante il viaggio per arrivare a raggiungere la vostra isola? Cosa vi fa stare bene? Cosa vi aiuta? Il sole riscalda, cosa? Con capacità delle forze. Sì, le forze, giusto, bravo. Vento, che cos'è che ti aiuta per raggiungere il lavoro? Cos'è? Aiuta. Che cosa ti aiuta? Che cosa spinge la barca per andare avanti? Quindi che cosa? Può essere la scuola? La scuola ti aiuta. Se tu vuoi trovare il lavoro, come fai? Devi andare a scuola, non vuoi parlare l'italiano. Io lo faccio condividere perché è bravo.
Volevo anch'io, siamo in sintonia. Dimmi. Dico quello, posso dirlo? Sì, quando hanno finito tutti, eventualmente anche tu. Sì, infatti non l'avrei mai detto, nonostante l'ansia. No, non ti avremmo mai portato. No, ma non è il problema, è la situazione, per come l'avevo pensata, per come ho lavorato fino adesso con queste cose. Che aiuta Argentini, chiamo un giorno come va. Ok. Ho visto che avete disegnato anche l'ancora. Velocissimi, poi vi lascio la parola a qualcuno di voi che vuole condividere. Però sarò velocissima. L'ancora rappresenta la difficoltà, l'ancora va a frenare la barca, ok? In tutto questo viaggio, quali possono essere le ancore che ci fermano o che e rallentano il nostro viaggio per raggiungere l'isola? Quindi cosa può essere l'ancora che fa? La debolezza, sì, giusto. Quindi che cosa rallenta la barca durante il viaggio? Allora, adesso faccio condividere a un paio di voi, perché poi ci sarà la necessità di i colleghi che verranno dopo di me avranno bisogno dello spazio per allestire il banco, l'attività, gli strumenti che poi utilizzerete. Vieni intanto, che così un volontario che racconta quello che ha scritto e ha disegnato e racconta la sua barca a vela. Allora, la tua barca a vela va verso quale isola? Ma il mio barca dell'isola, il primo, il lavoro. Il secondo, la formazione. Sì, la formazione. La terzo, le forte. Essere forte. Sì, forte, le forte. Sì. La quarto è debole. È debole? Sì. Debolezza. Sì. Quindi l'ancora è la debolezza, giusto? Il sole sono le proprie capacità. Le forte che tu fai per ottenere quello che tu vuoi. Le forte. Il vento è? Il vento è la formazione che ti deve ricevere. Grazie. Adesso viene lui si era prenotato, vieni e dopo tu. Bravi. Allora, la tua barca a vela va verso quale isola? Ok.
Beh, la mia va verso il lavoro perché sono in cerca di lavoro e mi piacerebbe trovarlo subito. Beh, il vento mi spinge, come si dice, mi spingono gli altri, cioè i consigli che mi danno e anche l'incoraggiamento. Beh, il sole, come si dice, sono oltre all'incoraggiamento, il conforto che mi danno e anche quello che mi può spingere per andare verso il là, può essere sì le persone, la famiglia, poi la salute, se in buona salute ovviamente, non in cattiva, e poi, come ho detto, anche il conforto degli altri. Ok, l'ancora invece potrebbe essere, visto che viviamo in un mondo, i problemi fisici ed emotivi e magari pensieri spregevoli o addirittura la debolezza. Addirittura. Grazie, bellissimo lavoro. Facciamo l'ultimo e poi chiudiamo le attività. Allora, la tua barca a vela va verso quale isola? È il mio lavoro che desidero fare nel mio futuro. Ed è spinta dal vento che è? L'apprendimento. L'apprendimento, la formazione, giusto. Cosa ti fa star bene durante il viaggio? Quindi il sole. Sì, il mio coraggio e il mio concentrazione. Coraggio e concentrazione, bravo. E l'ancora che frena la velocità della barca? Questo è la debolezza e la salute. C'è la salute. Ok, bravissimi. Tutti i vostri lavori saranno senz'altro belli come quelli che abbiamo sentito. Io vi ringrazio perché durante questa mattinata, queste ore e mezza che abbiamo passato insieme, siete stati attenti e concentrati. Siamo partiti da capire perché siete qua, che cosa volete imparare. Poi abbiamo lavorato, voi avete lavorato su quello che fate, no? Quali sono le vostre attività che svolgete durante l'arco della giornata, come le fate e perché le fate. E abbiamo scoperto che ci sono tanti validi motivi che spingono il vostro agire per ritrovare un lavoro, per costruirvi un futuro migliore, per imparare bene la lingua. E poi, durante l'ultima attività della barca a vela, avete visualizzato quelli che sono i vostri obiettivi, quello che vi può aiutare a raggiungere il vostro obiettivo, l'avete scritto bene, quello che vi fa star bene, sentire bene durante il viaggio e quelle che sono invece le possibili cause di rallentamento su cui però si può assolutamente lavorare, perché per raggiungere il proprio obiettivo bisogna anche far fronte e superare anche le difficoltà. Vi ringrazio, è stato un piacere. Facciamoci un applauso e fatevi un applauso perché siete stati proprio bravi. Complimenti.